Buongiorno a tutti cari amici, eccoci qui in questa posizione. Vi chiedo cosa fareste con il nero. Questa è una partita che ho appena giocato, poi vi descriverò la situazione, ma la domanda a cui vorrei che mi rispondeste ora è la seguente. Sappiamo che un pedone è un pedone e il mio avversario ha appena portato la sua torre in D6 da dove mi attacca il mio pedone in A6. Bisogna prendere contromisure. Cosa bisogna fare? Ecco, sappiamo che il prezzo di perdere un pedone potrebbe essere caro, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo occuparci del pedone in A6, fare qualcos'altro? Pensateci. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Questa è una partita che ho giocato in questi giorni, domenica 12 febbraio 2023, nel secondo turno del campionato spagnolo a squadre contro il candidato maestro fide Pertínez Soria Juan Luis. Vi presento la posizione qualche mossa prima dell'esercizio. Il contesto era il seguente: il mio avversario era un giocatore più o meno ritirato e nella squadra avversaria c'erano molti giocatori forti iscritti, anche due italiani molto forti, tra cui anche il nostro amico Nicolò che era iscritto in questa squadra, ma uno non sa mai chi va a giocare, no? E quindi io mi ero preparato appunto contro tutti questi primi giocatori che poi non sono stati schierati dal circolo, e mi si presenta questo giocatore Pertínez Soria Juan Luis, che è un giocatore più o meno ritirato, che non giocava a tornei da una vita, però gioca su chess.com. Da giovane, quando era attivo era abbastanza forte, no? Un titolo di candidato maestro fide, e gioca per corrispondenza, quindi si allena molto con i motori, analizza molto le aperture e gioca online. Diciamo che lui giocava soprattutto di 4, quindi mi ero preparato anche contro di lui, devo dire che mi ero preparato un pochino, però mi ero preparato contro di 4, ma lui su chess.com ha un altro repertorio che dal vivo mi ha giocato E4, e lì ho improvvisato dalla prima mossa, ho giocato un'apertura rischiosissima, è successo di tutto, è scoppiato l'inferno, non sapevo nulla di teoria, ho preso tanti rischi così, ma anche lui tanti alti e bassi. Ma ecco, arriviamo in una posizione a un certo punto che tende alla parità, una posizione circa pari, con poco tempo sull'orologio, circa mezz'ora a testa, dove lui ha il cavallo contro l'alfiere, lui ha il controllo della colonna aperta. Ecco, in realtà la sua ultima mossa è stata torre F1, torre da F1 a D1, questa era la posizione. Posizione sembra totalmente pari. Lui ha una maggioranza nell'ala di donna, che fa fatica a sfruttare perché i miei pedoni B5 a 6 sono forti nel mantenere i suoi pedoni bloccati. Il suo cavallo potenzialmente potrebbe essere più forte del mio alfiere se il suo cavallo raggiungesse la casa in D5, ma il cavallo è ben lontano da tale casella. Deve passare su caselle minate per andare in D5, poi sappiamo che un cavallo fa fatica a diciamo, percorrere un itinerario di 2 caselle in diagonale, gli servono almeno 4 tempi, e in 4 tempi possono succedere molte cose. Il bianco ha una debolezza in E4 che però non è sfruttabile perché è su casa bianca, è su colonna chiusa, quindi non so ancora con che pezzo potrei attaccare tale debolezza. E una maggioranza nell'ala di re, un 4 contro 3, che però non saprei bene come sfruttare perché è difficile per ora crearsi un pedone passato. E anche lui potrebbe, non so, muovere i suoi pedoni, centralizzare il re, non so, ha tanti piani possibili. Ecco, diciamo che questa è una posizione pari, ma a volte la differenza tra un giocatore esperto, no? Un giocatore inattivo si può verificare in posizioni di questo tipo, perché il giocatore inattivo, il giocatore a volte sulla carta più debole,
può perdere completamente il filo e quindi si può anche vincere una posizione pari. Ecco, per esempio, il mio avversario qua gioca una mossa del tutto logica che molti giocherebbero, che è torre F di 1. Torre F di 1 è già un errore impercettibile. Qua cosa giocheresti da nero? Pensaci un attimo. Ok, ti dico nel frattempo che secondo me per il bianco era meglio, non so, centralizzare il re o provare a migliorare il cavallo, che in B3 è davvero triste, o fissare i pedoni sul bianco, tipo mettere i pedoni in H5, in G4, per non averli su casa scura. Ecco, il mio avversario ha giocato torre di 1, a questo punto H5 punto esclamativo. La posizione è ancora più o meno pari, ma il nero inizia a stare impercettibilmente meglio perché il pedone in H4 è fissato su casa nera, è già una debolezza di lungo termine. Ecco, il mio avversario a questo punto continua a giocare mosse che non servono a molto. Gioca torre di 3, a questo punto gioco alfiere F2, gli attacco subito il pedone, così o la torre si passivizza in H3, allorché io metterei la mia torre sulla colonna D aperta, se la sua torre abbandona la colonna, io gli contenderei la colonna D. Il bianco gioca G3, ma così facendo è vero che il pedone è saldamente difeso, ma il bianco ha altri pedoni fissati, 2 pedoni fissati sul nero che ora sono ben difesi ma sono una debolezza permanente. Ecco, a questo punto io ho pensato, forse questo è stato uno dei momenti chiavi della partita, penso di aver giocato una mossa tecnicamente molto bella che ha confuso il mio avversario, la mossa per prendere l'iniziativa. Allora, diciamo che qui, se dico la mia mossa, svelo già un po', se svelo, diciamo, se dico i piani celati dietro la mia mossa, svelo già un pochino le mie intenzioni, quindi rispondo già al quesito posto inizialmente. Per tornare al quesito, io qua giocai torre 8 e il bianco mi attaccò il pedone. Qual è la risposta corretta qui? Ecco, la risposta corretta è ignorare il pedone e creare controgioco con F5, 2 punti esclamativi, e il nero a partita vinta. Il bianco già da qui probabilmente può già abbandonare o può provare a giocare, ma se il nero non sbaglia più a gioco corretto il bianco ha perso. Ecco, perché torre 8 è una mossa molto molto profonda? Io pensavo già a giocare anche F5 subito, che mi crea debolezze, poi potrei provare a giocare, non so, magari su alcune sue debolezze della prima traversa, ma non lo vedevo chiaro, mi sembrava un casino e lo è. Io pensavo all'inizio mosse più passive, non so, torre C8, una torre in C8, provare ad attivare il re ma è lento, alfiere B6 per provare a contendere la colonna D, ma era molto lento. Poi alla fine ho giocato torre 8 perché ho dei piani interessanti, ho bisogno di mobilitare la mia maggioranza, vorrei giocare F5 o G5 anche. G5 è un piano interessante, per esempio se giocasse cavallo di 2 potrei giocare G5 su H per F per, voglio iniziare a creare un pedone passato una volta aver difeso i 5. Io devo creare un pedone passato per provare a giocare nell'ala di re prima che lui mi travolga nell'ala di donna. Ed ecco che quando il mio avversario mi gioca torre di 6, F5 è devastante, i miei pedoni iniziano ad avanzare e io vincerò perché avrò un pedone passato e in più lui ha queste debolezze sul nero. Vediamo un attimo, ecco, qua questa mossa l'ho giocata velocemente, il bianco è crollato ma la posizione bianca già crolla da sola. Che candidate devo prendere in considerazione? Le mosse candidate da prendere in considerazione erano torre per A6, perché un pedone, ed è comunque sempre meglio morire a pancia piena, no? E ecco, qua poi l'altra mossa è E per F5, poi cavallo di 2 per provare a tenere la posizione. Queste erano le mosse che avevo principalmente analizzato. Il mio avversario mi ha giocato un'altra mossa. Sì, ho brevemente considerato anche torre F3, ma catturo in E4 difendendo l'alfiere e vinco alla lunga. Ecco, vediamo innanzitutto torre per A6. Su torre per A6, qua gioco F per E4, poi il bianco viene travolto perché? Perché, per dire, su torre di 2 potrei anche, non so, proporre il cambio delle torri, e sia che se lo evita entro in D1 e vinco. Per esempio gioca torre 2, torre D1 e vinco, no? Anche perché poi prendo in G3, minaccio torre F1 o alfiere F4 e se non gli do matto in prima traversa guadagno il cavallo, no? Perché
ha dei problemi anche, no? Con il suo re, col matto del corridoio, il cavallo inchiodato, posso attaccarlo 3 volte. E se cambia le torri, qua non si vede un modo per evitare il matto in prima traversa, matto con inchiodatura. Per esempio se gioca a torre e6, minimo guadagno il cavallo e forse lo matto. Se si crea... ok, re c1 non serve perché do scacco e poi do sempre matto, no? È sempre finita. E se si crea un buco per il re tipo, non so, a3, allora non può più frenare il mio pedone, perché per esempio su cavallo c1 posso inchiodare rinnovando la minaccia di promozione che è imparabile. Il pedone viene scortato a promozione in modo lento ma inesorabile. Tutto questo ovviamente avevo dovuto calcolare. Il mio pedone i miei pedoni E vincono. È vero che lui ha 3 contro 1 nell'ala di donna, ma il mio pedone, ho l'alfiere contro il cavallo, i pezzi meglio coordinati, il pedone in B5 per ora è debole ma tiene tutti questi pedoni, io vinco di gran lunga la gara di corsa. E se lui gioca E per F5 o E4, mossa forte, a questo punto torre D2 è l'unica mossa per non perdere minimo un pezzo, perché se la torre va in qualunque altra casella, o in D1, E3, poi E2 ed E1 è imparabile. Per esempio se il bianco giocasse cavallo D4 e 2 già guadagna minimo un pezzo, e poi con un pezzo, no? Poi cadono tutti i suoi pedoni nell'ala di re cadono, posso semplificare, la partita è finita, il nero vince in modo forzato. Caso di E per F5, E4 torre D2, può provare a erigere un blocco in E2, ma il nero vince, posso spingere in E3, io pensavo semplicemente di prendere in F5, con idee di spingere o giocare alfiere per G3, il bianco perde. Per esempio se il bianco prendesse il mio pedone, prendo in G3, voglio prendere in H4, minaccio matto, anche se si creasse un buco potrei giocare, non so, minimo E3 anche, torre E2, alfiere per H4, su cavallo D4, torre F2, ed è vero che lui potrebbe andare a prendere il mio pedone in B5, anche lui avrebbe 3 pedoni passati, ma il mio alfiere supporta i pedoni, questa posizione dovrebbe essere facilmente vinta per il nero, non dovrebbe esserci nessuna possibilità, perché i miei pedoni sembrano molto più veloci dei suoi. Non so se l'alfiere è meglio in F2 o in F6, ci avrei pensato, ma qua sono sicuro che la posizione deve essere vinta per il nero completamente. Quindi E per F5 l'ho valutata vincente, probabilmente lo è. Su cavallo D2, cavallo D2 è una mossa interessante, perché se io prendo in E4, cavallo per E4 costruisce un blocco perfetto, il mio pedone è bloccato, il cavallo difende G3, ha trovato un senso. Il bianco ha trovato un senso questo cavallo, anche se in D2 un senso non ce l'ha, quindi io voglio lasciarlo in D2. Per esempio uno potrebbe pensare a un ignobile trucchetto, alfiere C5, così il bianco cattura in A6, 2 punti di domanda, ne giochiamo F per E4 con attacco simultaneo, no? Perché attacchiamo la torre e abbiamo minacce in prima 3, per esempio su cavallo per E4 diamo matto, però ok, se giochiamo alfiere C5 il bianco mantiene il controllo della colonna D, su F per, attaccando l'alfiere su F per 4, cavallo per, il cavallo blocca il pedone E, attacca l'alfiere, su torre F1 il bianco è pronto a parare il matto, il nero non ha compiuto dei veri progressi. Invece dopo F5 su cavallo D2, F4, F4 vince, perché se lui non fa nulla prendo e poi vado a donna. Se il bianco giocasse cavallo F1, prendo in G3, per andare a donna, l'ho calcolato, e su cavallo per G3, alfiere per G3, un pezzo in più se prende in G3 matto, no? Del corridoio. In caso di cavallo D2, F4, allora il bianco deve prendere, allorché E per F4 probabilmente vince, ma torre per, questo era lo schema che avevo visto che vince, perché ora H4 è attaccato, il cavallo è vincolato alla difesa di E4, su torre per A6 cercando controgioco prendo in H4, e ok, per ora non minaccio ancora matto perché il cavallo tiene il matto, quindi lui potrebbe andare a prendere il mio pedone, ma lo schema che ho visto è che gioco alfiere F6, torre per B5, ora il bianco ha addirittura un pedone in più. È vero che un pedone, ma un pedone
due pedoni passati sono due pedoni passati e l'alfiere è più forte del cavallo in questa lotta. Io qua ho calcolato che questo finale si vince, cioè in realtà non l'avevo calcolato, qua lo so che si vince per alcune ragioni, perché ci sono delle corse di maggioranze contrapposte. Lui ha un 3 contro 0, ma innanzitutto per muovere, allora io ho già i pedoni più avanti, qua conta chi va a donna per primo. Se lui muove i 3 pedoni ci mette più tempi, a me bastano 2 pedoni che si appoggiano da soli, 2 pedoni passati che si sostengono reciprocamente per andare a donna. 2 pedoni passati sono anche più forti di una torre, io non potrà nemmeno sacrificarmi un cavallo su tutti e 2 i pedoni. Ho l'alfiere che appoggia i pedoni, è difeso dalla torre, la torre è difesa a sua volta dal pedone E5, è una, diciamo, dei pezzi che appoggiano i pedoni e la loro posizione è inespugnabile. Quindi ovviamente mentre il bianco spinge i suoi pedoni viene travolto dai pedoni del nero. Per esempio A6, G3, no? E il nero arriva prima, A7, G2, e qua stiamo per promuovere con scacco. Su cavallo F3 per esempio prendiamo il cavallo e donna, questo donna con scacco doppio, no? Ponendo fine alla partita. Quindi anche su cavallo D2 F4 vinceva. Il mio avversario ha giocato un'altra mossa che è torre G6. Ecco, dopo torre G6 che difende G3 e prova a contrattaccare, è tipico che uno calcola delle varianti, l'avversario gioca una mossa completamente diversa, ma il bianco sta già perdendo il filo, o meglio il filo l'aveva già perso prima. Ora il bianco non riesce proprio a resistere allo tsunami che lo sta spazzando via, perché F5 è una mossa devastante e proprio l'idea di torre 8 quindi era molto sottile, era molto perfida. Torre di 6 è stata forse una mossa un po' ingenua, no? Cercare di attaccare il pedone in A6. Ecco, dopo F5 torre G6, allora ecco, finalmente un pedone, è bello, no? Quando conviene che un pedone, però l'avversario non conveniva prendere in A6, però non so perché noi siamo sempre in situazioni dove prendere il pedone ci conviene, quindi F per E4, a questo punto il nero è in vantaggio di materiale, quindi il nero è tranquillo, che è mezzo pedone in più perché i pedoni sono doppiati. Ecco, a questo punto la torre è attaccata, se la torre tornasse indietro il pedone marcia inesorabile verso la promozione, o meglio ancora su torre di 2 o torre di 1, anche su torre di 2 per creare dei blocchi. Volevo giocare torre di 8, torre di 8 vince nel modo più assoluto, perché? Perché per esempio su re C1 inchiodo e guadagno la qualità e ho temi di matto. Se lui non fa nulla, per esempio se prende in A6 io cambio e poi vado a donna e il cavallo non può arrestare il mio pedone. Ok, posso anche catturare il cavallo e vincere. Se lui gioca torre E2, qua cosa pensavo di giocare? Penso che qua, adesso non mi ricordo bene, penso che forse volevo giocare torre di uno scacco, cavallo C1 e torre F3 con la minaccia di alfiere per G3, alfiere F4 o alfiere E3, per esempio su torre per E4, alfiere E3, qua cade almeno un pezzo, minacce di matto, il nero vince la partita. Il nero concretizza il suo vantaggio in questo modo, su torre D2. Quindi qua il mio avversario è furbo, gioca prima torre D7, che ora addirittura mi minaccia matto, cioè se io spingessi il pedone, questo sarebbe un tragico modo di morire, quando siamo un passo dalla vittoria, no? Come un maratoneta, un corridore che inciampa un passo dal traguardo e lo superano tutti e arriva ultimo. Torre per G7, questo sarebbe un modo molto triste, addirittura non solo perpetuo, addirittura si perde, gli scacchi sono un gioco perfido, a chi non è capitato di perdere così, triste. Quindi qua ovviamente torre F7, il re inizia a respirare meglio, a questo punto la torre torna indietro, la torre torna in D1. Ora che il bianco mi ha provocato la torre in F7 non ho più la mossa che avevo in mente con la torre in F8 di giocare torre D8. Di cosa gioco ora? Ora devo ripensarci e qua di nuovo uso il mio tempo, momento critico, e penso bene. Penso di aver trovato una buona mossa. Torre F6 punto esclamativo. Qual è l'idea di torre F6? Attacco la torre in G6 ed evito la minaccia contro A6. Ora il bianco ha due mosse, torre per F6 e torre G5.
come si vince? Come vince nero su torre G5? Se vuoi puoi iniziare a pensarci. Innanzitutto, prova a pensare a come si vince su torre G5 mentre ti spiego su torre per F6 cosa succede. Beh, G per F6. Ora, il pedone in G3 è debole, è vero che non lo posso catturare ancora per via dell'inchiodatura, ma in un secondo momento sì, ho i pedoni che vanno. Ora facciamo finta che il bianco prova a creare un blocco, no? Ora io sposto il mio re, minaccio di allora, se cade G3, questi tre pedoni appoggiati da tutti i pezzi del nero non li ferma più nessuno. Bianco può giocare cavallo E2, ma il nero ha partita completamente vinta re E6, togliendo tutte le caselle della colonna D alla torre bianca. E ora su torre F1 e 3 nero ha partita completamente vinta, cioè il re può entrare in F3 appoggiando il pedone, si può giocare torre F8 e spingere il pedone F, portare la torre in D2, cioè penso che in termini di motore potremmo parlare di un vantaggio di più 10 tipo, o così, cioè il nero va a donna, non si può fare nulla. Quindi qua ovviamente, senza calcolare troppo, con il pedone in G3 debole, questi tre pedoni che si uniscono, avanzano insieme, nero deve vincere. Qua non è necessario calcolare oltre, uno può intuire. E su torre G5 invece un piccolo calcolo concreto. A questo punto un pedone è un pedone, ma la qualità è la qualità. Il bianco un pezzo con poca mobilità, il nero poteva spingere il pedone, poteva attaccare G3, ma meglio alfiere 3 punto esclamativo, perché su torre per H5 G6 e la torre intrappolata, il nero guadagna almeno una qualità, perché su torre H6 ho l'alfiere, la torre non ha caselle. Si può giocare torre G5, ma poi con la qualità in più il nero inizia a far man bassa di pedoni, a spingere i propri e vince. Ecco il mio avversario dopo torre F6, torre G5, alfiere 3, qua ha giocato C4. A questo punto avrei potuto catturare la qualità, ma ho pensato, qua gli do delle minime chance perché magari crea un pedone passato, boh, non lo so, magari prendo, avanza, nella fantascienza il bianco potrebbe creare qualcosa, quindi eliminiamo il pedone. Il bianco ha giocato cavallo di 2, perché il cavallo c'è un attacco simultaneo, e qua dopo cavallo di 2 alfiere per, il bianco abbandonato. Perché ha abbandonato il bianco? Ora una torre in meno. Se il bianco gioca cavallo per E4 devo scegliere tra l'alfiere e la qualità, preferisco sempre il pezzo alla qualità, questa posizione si vince, prendere la qualità ma ora con un pezzo in più e questi pedoni passati il nero vince in modo banale. Su H per G5, torre di 6, inchiodo il cavallo, mi preparo a rafforzare l'inchiodatura con torre di 8, dopo re C2, torre di 8, il bianco perde perché giocherò E3 e giocando E3 il cavallo è inchiodato, se il cavallo si sposta cade la torre, quindi facile, vittoria del nero. Ecco, torniamo un attimo indietro. Ora qua la posizione era quasi pari, ma il bianco perde il filo. Gioca, occupa la colonna, ma si lascia fissare la struttura sul nero, cosa più importante. A questo punto inizio a preparare le spinte della maggioranza, il bianco prova a catturare un pedone e quindi il bianco pensa che un pedone è un pedone, ma un pedone passato è un pedone passato, una maggioranza F5. Qua l'attacco dirompente, si crea il pedone passato, si pare il matto, si offre un cambio vantaggioso e infine il guadagno della qualità con torre per G6, la torre intrappolata e la vittoria della partita del nero. Spero che questa fase vi sia piaciuta e possa dare degli spunti per provare a vincere o provare a superare l'avversario nelle fasi più tecniche della partita. Speriamo di vederci presto con altri video e di presentare in breve altre partite interessanti. Alla prossima!